e dice che ha cominciato a vivere a 40 anni, quando ha capito che a quel momento la vita poteva riservarle altre opzioni che forse prima non aveva valutato, potrebbe essere anche così messa, no? E quindi lei si è rimessa a capire che cosa avrebbe potuto fare del tempo che aveva a sua disposizione. Dopo 1000 sconfitte e 1000 perdite, ha scoperto che quello che veramente sono, dice lei, è molto di più di tutto quello che ho perso. E da autodidatta mi sono inventata tutto. Allora, dare una forma a ciò che sentivo, bello, dentro è stata la mia conquista. L'ascolto è il mio stile, i miei lavori nascono dalla sintonia col misterioso sussurrare della natura. Scultrice, didatta in continua relazione dialogica con il mondo naturale. Collabora con tanti, con comuni, con musei, con scuole, con associazioni, col promoturismo, visto che hai un lunghissimo curriculum che io però non vi leggo tutto, ma vi dico solo due piccole cose. Adesso arriverà, erano 3 foglie. Lei ha lavorato molto in rassegne, eventi, ha lavorato con i ragazzi nei giardini, ha fatto molto land art, diciamo, no? Un'attività che ti permette di fare arte della terra, con materiali che poi si decompongono, che poi finiscono, no? In qualche modo. Può essere materiale che si decompone o materiale che comunque viene reperito e rielaborato con l'aiuto del ferro, magari, no? Dipende. Cioè, dando un'altra destinazione a come era nato, ecco, in qualche modo, no? Ha fatto una cosa che a me è piaciuta moltissimo, ha costruito un violoncello di fieno per fare l'emblema, immagino, di una concerta, di un ensemble, come possiamo chiamarlo? Un'orchestra, ma ce lo racconti, ce lo racconti. E lei usa molto, molto spesso la parola intrecci. A me è molto piaciuto questo intrecci, sia perché quello che vedete in qualche modo è anche un intreccio, ma perché lei proprio alla fine lei si intreccia con la natura, lei ascolta la natura, la rispetta e stringe questo legame speciale che forse tutti noi dovremmo avere e che magari questa sera lei ci spiega come si fa ad avere. Grazie Giulia. Buonasera. Allora, io sono Giulia, non vi nego che sono un po' agitata stasera perché parlare con tutta sta gente non è... Mi rapporto molto meglio con un rastrello e un ciuffo di fieno, devo essere sincera. E io partirei, vorrei raccontarvi un po' la mia storia, però partirei facendovi vedere un piccolo filmato dove non ci sono parole, dove bisogna ascoltare solo col cuore. Quindi vai di luci.
Allora, sono contenta che avete apprezzato, perché secondo me a volte le parole non servono per descrivere quello che si può cogliere con il cuore. Adesso vado a raccontarvi un po' di me, e vado a raccontarvi come ho iniziato, che cosa mi ha spinta in tutta in questa avventura. Vi ho raccontato, io ho iniziato tardi, ho iniziato a 40 anni, e volevo fare qualcosa di artistico, ma non avevo la più pallida idea di che cosa avrei potuto fare nella vita. Avevo soltanto un fuoco dentro che mi diceva che non, che dovevo trovare sfogo a questa mia creatività. Premetto che veramente con le mani ho sempre fatto di tutto, quindi sono partita sempre da tutti i lavori femminili, no? Che possono essere lavoro a maglia, l'uncinetto, ricamo, però era un qualcosa che non mi dava sufficiente soddisfazione. Io avevo questo piacere di lavorare in materiali semplici, le cose più banali. Ho trovato la forza, non avevo il coraggio, devo dire la verità, come tutte le donne un po' bistrattate, perché insomma in realtà siamo in tante ad avere questa acqua cristallina, chiara, che è la creatività, che avrebbe voglia di uscire e di diventare un fiume in piena. Però un po' per tempo, un po' perché non c'è la disponibilità, un po' perché ci siamo sempre uberate da cose più grandi di noi, crescere dei figli, portare avanti una casa. Non abbiamo mai tempo per trovare uno spazio, quel piccolo spazio interiore che ci possa permettere di entrare veramente in contatto con la parte più profonda di noi. E io ho cominciato così, avevo proprio questo desiderio di iniziare e non sapevo bene da dove iniziare. E amavo camminare, raccogliere i materiali che trovavo nel bosco e dopo rielaborare queste cose facendo oggettistiche, cose. E ho iniziato proprio così, facendo delle oggettistiche e cominciando a pensare che avrei potuto fare qualcosa. Ho iniziato, allora, ecco qua, volevo raccontarvi un attimo la magia di questo fieno. In quegli anni lavoravo moltissimo con gli ecomusei e mi capitava molto spesso di interfacciarmi con le persone anziane. Facevo mappe di comunità, quindi li ascoltavo, mi raccontavano di questa loro vita tanto difficile, di come soltanto 50, qualcosa più di 50 anni fa, però in 50 anni abbiamo perso la memoria di tante cose. Quello che mi colpiva sempre tantissimo era la preziosità di un pugno di fieno, cioè come le donne di tanti anni fa partivano, andavano a tagliare con questo falcetto il fieno, lo riportavano a casa ed era il cibo per la loro mucca, per gli animali che avevano nel cortile, che serviva a sostenere una famiglia. E mi guardavo in giro e pensavo, ma non è possibile che, cioè, in una manciata d'anni abbiamo perso tutto questo, perché in realtà non siamo più capaci di vedere la semplicità. E allora ho cominciato a pensare che avrei voluto rendere onore a questo materiale così semplice, questo materiale che in realtà è alla base di tutto. Infatti per me il mondo ruota attorno a un filo d'erba, giustamente. Ecco, qua sono io che faccio fieno, la pernacchia è dovuta. E questo è le immagini sono molto vecchie. Questo è il primo lavoro che ho fatto col fieno e dovevo convincere un ente a permettermi di fare un'installazione di fieno. E allora ho detto, guarda, ti farei una cosa molto grande, qua siamo sopra Sutrio, sullo Zoncolan, ti farei una cosa molto grande che dopo, fatta in segale in modo che non decomponga, dopo la riempiamo di fieno in modo che tu fai questa cosa, ma rimarrà così anche sotto la neve. E infatti così è stato. Questo è stato il primo esperimento di elaborazione di materiale, insomma, che potesse ricordare. E l'idea era quella di utilizzare queste antiche leggende del posto, dove raccontavano di questi tagliatori di fieno, infatti rimanevo in tema, che si chiamavano settors,
e di una gana, che laggiù in fondo si vede il viso, di una gana dispettosa che usciva a osservarlo. Ecco, quello che diceva anche Irina, dare una forma a ciò che sentivo è stata la mia conquista. Non è stato facile, perché io comunque non ho una scuola, non ho studiato, non ho fatto un istituto d'arte, per cui mi sono veramente dovuta inventare tutto. E quindi da questo ascolto così profondo, da questo diventare uno con la natura, hanno cominciato a venire fuori i miei lavori. Ecco, questo è uno dei maialini che... Sì, il fratello di questo è uno dei primi. Il primo in assoluto era che purtroppo non ne avevo uno da portarvi. Questi maialini hanno tutte come nomi delle parolacce, tutte dal primo all'ultimo. Quindi abbiamo, questa è Porcazuzza. Sì, poi c'è Porco Giuda, Maremma Maiala e via dicendo, perché bisogna anche poter ridere, insomma, di queste cose. Per cui questa era stata la prima serie piccolina di questi animaletti che hanno sempre incontrato molto. Ecco, adesso di seguito volevo farvi così vedere delle immagini, delle suggestioni, no? Perché un po' alla volta poi ho cominciato a... questo è un coniglietto, mi piace pensarli nella natura. Adesso noterete che ogni animale è fermo in una posizione, nel senso che ognuno è come se fosse stato colto in un attimo. Ecco, questa è una passeggiata di donzelle. Amo profondamente le oche, per cui faccio coche ovunque. Ho scelto alcune frasi che potessero raccontare un po' il mio percorso. Pensare è facile, agire è difficile. E mettere i propri pensieri in pratica è la cosa più difficile del mondo. Troppe volte abbiamo un'idea ferma in testa e ci perdiamo dietro questa idea, ma non riusciamo a portarla nella pratica. E quindi io esorto a sperimentare, perché qualunque cosa nasca dalle nostre mani sarà sempre qualcosa di bellissimo. Questo è un coniglione, questo è veramente il secondo che feci tantissimi anni fa. Ne avevo fatto, io ho iniziato un po' per caso, perché queste cose qua in realtà le facevo per me. Mi piaceva da morire riuscire a fare delle cose che toccavano quella parte bambina che avevo, questo desiderio di incanto. E ne avevo fatto uno vicino a Pordenone, vicino a San Quirino, a una signora che conoscevo che vendeva ortaggi, e avevo fatto questo grande coniglione, ho detto ti faccio una cosa. E questo coniglione era diventato il punto d'attrazione di tutti i bambini di Pordenone, che era a nord di Pordenone. Le mamme li mettevano in macchina e cominciavano a venire su, venivano fino al coniglio, si addormentavano e tornavano indietro. Ed era diventato questo pellegrinaggio del coniglione di San Quirino. E da lì hanno visto, cioè, si è cominciato a parlare di questa cosa, e allora mi hanno invitata a fare la prima manifestazione legata alla land art. Ecco, qui appunto è un altro coniglio, avevo ripetuto il coniglio che avevo fatto a suo tempo, e un altro coniglio che si specchia in questo bosco. Vi racconto un aneddoto perché questa è carinissima. Io vi racconterò tanti piccoli aneddoti. Allora, c'erano tutta una serie di artisti, c'erano anche degli artisti che venivano dall'America, e ce n'era uno in particolare che probabilmente o si faceva qualcosa di strano o fumava qualcosa di strano, a un certo punto spariva e andava nel bosco, e dopo un po' ritornava tutto contento. Vabbè, contatto con la natura, diciamo. A un certo punto io avevo deciso di cercare un luogo un po' appartato per costruire questo coniglio, perché mi interessava il riflesso nell'acqua, cioè mi piaceva l'idea di riuscire a vederlo riflesso. E quindi fuori dal percorso degli artisti io vado a fare questo coniglio. E niente, mangiavo con loro tutto quanto, lavoravo fuori tutto il giorno. La sera a un certo punto, finito il lavoro, arriva questo ragazzo, era molto giovane, fa: ragazzi, ho trovato
una roba, e non mi ricordo che definizione ha dato a questa cosa, una cosa spaziale. Ho visto i conigli nel bosco. In realtà li aveva visti veramente. E quindi, stupendo, ho detto. Funziona. Ecco, questi sono dei cinghiali. Sì, perché secondo me proprio si legano profondamente con l'ambiente, con la natura. Stanno anche molto bene in situazioni assolutamente asettiche, quindi in situazioni moderne. E adesso vi farò vedere. È autodidatta. Sì, lavoro con le mani e coi piedi, nel senso che sento molto bene i volumi delle cose che ho sotto le dita, e questo è particolare. Ecco, come dicevo prima, come ha letto, non vi sto a tediare ulteriormente. Questo è un violoncello. Dipende un attimo dalla collocazione, dipende da quello che la persona vuole, perché questi animali possono essere fatti o completamente pieni, di fieno pieno, e quindi vanno incontro a una marcescenza nel giro di un anno e mezzo più o meno, e quindi tornano a essere humus, o altrimenti ultimamente io li faccio bucati perché devo fare tutto da sola, per cui mi va bene di averli anche da poter spostare. Ma adesso vi racconterò la motivazione per cui sono arrivata agli animali bucati dentro. Ecco qua siamo sempre con le nostre donne. La for- no, me le faccio fare, io sono negata, ne ho fatto giusto qualcuno. Ho scelto questa frase: la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Di Seneca. In realtà ehm, abbiamo sempre delle opportunità che a volte magari non cogliamo. Vi racconto questa storia perché è molto particolare. Vedete questa mucca? Ecco, questa è la mucca da dove è partito tutto. E mi avevano richiesto, stiamo parlando di molti anni fa, mi avevano richiesto una mucca, un comune vicino a Pordenone, e io solitamente facevo questi animali fissi a terra, quindi con una trivella facevo i buchi, mettevo dentro i pali e attorno ai pali cominciavo a costruire la struttura, quindi era molto solida e non la spostavi più. E arrivo con tutte le balle di fieno, con la trivella, con tutto quanto, arrivo e mi trovo uno di quelle piazze dove non puoi mettere giù uno spillo. Mi è venuto male, onestamente mi è venuto male, mi viene da piangere. Ho detto: che faccio? Rinuncio? Ma trovo una soluzione. E allora ho preso due orrendi pallet, li ho legati e ho costruito la mucca sopra. Dopo l'ho riempita, il basamento, di corteccia, perché era decisamente orrendo, e ho cercato di dimenticare di averla fatta perché per me era terribile. Era quell'anno in cui è piovuto tantissimo, per cui ha piovuto per 4 mesi. L'avevo fatta in settembre, ottobre, novembre e dicembre. E 2 giorni prima di Natale mi telefona Valcucine. Non so se voi conoscete Valcucine, è leader delle cucine ecologiche in Italia. Mi telefona e mi fa: avresti una mucca da prestarci per fare il catalogo? Ho detto: no, non ce l'ho. Ma non è possibile, a noi serve una mucca delle tue per fare il catalogo. Ho detto: guardate che io sto 3 settimane a fare una mucca, non è che cioè, me la invento così, non ho il tempo materiale, e a noi serve la prossima settimana. Ho detto: mi dispiace, non ce l'ho. Ma potremmo andare a prendere da qualche parte. No, ho tutto quanto fisso a terra, che ormai o è diventato humus, oppure, e mi sono ricordata dell'unica mucca che non era fissa a terra.
Ho detto guardate, là in quel comune effettivamente c'è una mucca, si può andare a prenderla, insomma, organizzatevi e portatela per fare questo catalogo. Premetto che mi andava benissimo che utilizzassero la mucca per il catalogo. La vanno, la prendono, pioveva di rotto, la mettono con un traspaler su un grande camion scoperto, la portano in ditta, grondava acqua che era una disperazione, e hanno un'idea geniale, io dico. Dicono, la prendono, la mettono in una stanza, mandano una manetta a riscaldamento e dicono vabbè, torniamo tra una settimana e facciamo le fotografie. Tra Natale e Capodanno tornano per fare la fotografia, prendono la mucca, la portano nel set, questo è il set fotografico, fanno le prime foto e poi si accorgono che c'è qualcosa che non va. C'era 2 centimetri di pelo verde, cioè la mucca era germogliata. Nonostante il fatto, questa povera mucca, vedete, mezza disfatta, nonostante il fatto fosse stata 4 mesi sotto la pioggia, insomma, lei si era imbombata per bene e aveva deciso di dare la vita. E, insomma, questo pelo verde ha colpito nel profondo il padrone di Valcucina, il signor Centazzo, che ha detto questo è un segno. Lui è un grande ecologista e ha cominciato a dirmi no, no, questo è un segno, io voglio che tu produci e fai delle cose per noi. E così ho cominciato a fare questi piccoli oggetti per loro e loro l'hanno messo in catalogo vendendolo a cifre pazzesche. Sì, però era solo per dirvi che a volte ci sono sì, le opportunità della vita. Per cui da lì è partita questa avventura. Però ho anche capito una cosa, ho capito che non potevo più continuare a fare le mucche piene. Non perché il discorso che germogliassero o non germogliassero, perché effettivamente se le avessi fatte vuote, quindi con una struttura di legno e ferro e dopo riempendole, forse sarei riuscita a utilizzarle meglio. E infatti da lì ho iniziato a fare gli animali spostabili che possono essere affittati per eventi, che possono essere utilizzati per set fotografici e avanti. Ecco, come raggiungere un traguardo senza fretta ma senza sosta. E in realtà è proprio questo. Da questo lavoro fatto con Valcucine, adesso non ho delle immagini, mi chiesero di fare dei numeri spaventosi di bestie perché dovevano utilizzarlo per fare delle vetrine a Milano e nella sede della loro ditta a Milano avevano praticamente creato una sorta di tavola con tutti gli animali a mangiare, animali che correvano, animali. Insomma, era diventata il punto di ritrovo delle persone che mangiavano e andavano a farsi la passeggiata a vedere queste cose stranissime di fieno. E, mi ricordo che presi del denaro e feci un passaggio importante della mia vita. Fino a quel momento non avevo mai pensato di poter, cioè era una cosa mia, il fieno era una cosa mia, intima, personale, mi dava piacere costruire queste cose, averle vicino, ma non avevo mai pensato che potesse diventare in realtà un lavoro di un certo tipo. E allora mi metto in testa di poter cominciare a pensare in grande. E allora la prima cosa che ho fatto, ho detto ok, una parte di questi soldi li investo in quel video che avete visto. E, ho fatto fare questo video a questi 2 ragazzi, gli Ipona Dreams, favolosi, che conoscevo fin da quando erano piccoli, hanno fatto un lavoro fantastico e quando mi hanno detto Giulia, che musica mettiamo in questo video qua? Sì, perché sai, bisogna mettere la musica, bisogna pagare la musica. Ho detto guarda, pagare la musica, non ho soldi per pagare la musica, cosa mi verrà mai a costare? Ma sì, possiamo vedere se riusciamo a trovare altre cose. E ho detto guardate, io cioè, i miei lavori nascono con la musica di questo grande maestro, perché è molto ripetitiva, perché praticamente mi fa entrare come in un loop e io riesco a creare perfettamente con loro. E ho detto guarda, facciamo così, mettete la musica del maestro Sollima e sì, ma ci vuole la sua carta e la dichiarazione che insomma puoi fare questa cosa. Te la fa pagare. Ho detto guarda, facciamo così,
voi la mettete, io vado a cercare Sollima. Ho tampinato Sollima 9 mesi. 9 mesi perché questo è sempre in giro per il mondo, continuavo a scrivere mail su mail, non avevo mai risposte e ero riuscita a cercare insomma in mille modi per riuscire a contattare questo uomo, niente da fare. Ormai avevo già il video in linea da qualche mese, non tantissimo, che un giorno un amico mi fa: Giulia, c'è Sollima in Veneto, prendi, parti. Siamo partiti come razzi, siamo andati da lui, abbiamo assistito al concerto e alla fine ci siamo trovati di fronte e lui mi fa: dove ti metto la firma? Ho detto: no, guardi, non sono venuta per la firma. Come non sei venuta per la firma? Sono venuta perché ho utilizzato la tua musica, gli ho detto, e volevo dirtelo. Beh, sei la prima che mi viene a dire che ha utilizzato la musica. Tutti la usano e non mi pagano neanche un caffè, ma tu sei la prima. E io ho detto: guarda, io pensavo di... Non posso pagarti perché sei famoso, gli ho detto. Non credo che riuscirei mai a pagarti, però pensavo di sdebitarmi col mio lavoro. Avevo notato che avevo una maglietta con Artesella. Non so se sapete cos'è Artesella. È un parco di land art, quindi tutte cose naturali che rientrano in natura. Quindi ho capito, lui sa perfettamente di cosa sto parlando. E io ho detto: mi fa, ma scusa, ma tu cos'è che fai? E io faccio sculture di fieno. Cosa fai? Mi fa, sculture di fieno. Mi ha guardato e mi fa: me lo fai? Io gli ho detto sì. E sono partita con questa cosa. E la sfida era riuscire a fare un violoncello, cosa non semplice perché in realtà non avevo mai neanche toccato un violoncello. Per cui mi sono messa in moto, sono andata a cercare un liutaio, sono riuscita attraverso un amico a essere presentata, gli ho raccontato che cosa volevo fare, questo ha cominciato a ridere, che non finiva più, e poi mi fa: senti, guarda, ti ho portato un violoncello così tu puoi toccarlo, puoi sentirlo, puoi provare a suonare. Non è uscito fuori niente, proprio niente. Però insomma l'ho sentito sotto le mani. Allora me ne sono tornata a casa e ho cominciato a pensare come potevo costruire questo oggetto. Riuscire a prendere un altro violoncello e ricoprirlo di fieno mi pareva proprio banale. Per cui ho detto: no, no, io rifaccio la forma. Tanto mica mi chiederà che suoni, no? Come si fa a far suonare un violoncello? Cioè non esiste. Quindi ho detto: vabbè, e ho iniziato a studiare la forma. Faccio il violoncello, sento che Sollima è a Pordenone, vado per portargli il violoncello. Glielo porto, lui felicissimo mi fa: bello, bellissimo, sono proprio felice, ma non suona. E gli ho detto: cioè, io capisco, ma non può suonare perché era fatto completamente in legno, per cui in fieno, per cui si muoveva, era tutto morbido e non poteva tenere minimamente le corde. Allora ci siamo scambiati delle mail. Un giorno mi telefona e mi fa, era giovedì, mi fa: cosa fai domani? Ho detto: cosa faccio domani? Sono a casa. Mi fa: verresti giù a Roma che vorrei che tu venissi a Roma che facciamo suonare sto violoncello. Portalo giù perché non aveva potuto portarselo via che era in treno. Portalo giù che lo facciamo suonare. Io porto le corde, sai, mi ha detto. E tu porta il violoncello. Carico il furgone, carico il violoncello, carico il legno, carico la sega, il seghetto, il trapano, tutto quello che poteva servirmi e mi porto dietro anche un amico perché a Roma da sola, cioè è un po' complesso, con, con 2 balle di fieno sul furgone. Arrivo, doveva arrivare a Teatro Valle, benissimo. Arrivò e non si poteva entrare col furgone. Ho detto: guardate che io devo entrare, che non entra col furgone, può entrare solo col taxi. Benissimo. A cercare un taxi disposto a portare il fieno. È stata un'odissea. Comunque l'abbiamo trovato e sto taxista simpaticissimo ha detto: non voglio sapere niente. Niente. La porto, non mi dica niente. Ha portato me, il fieno, tutte quelle cose, scaricato tutto quanto. E perché questo? Perché io non mi fido degli artisti.
E quindi ho pensato che era meglio se prendevo e creavo un arco e cercavo di mettere in tensione le corde, piuttosto che far suonare un violoncello che era fatto completamente di filo, non poteva andare in tensione. Quindi creo un arco e sopra l'arco costruisco di nuovo il violoncello. L'operazione dura 2 giorni, 3 giorni, 2 giorni. Ecco, e costruisco questo oggetto particolarissimo che ha suonato. E credo che sia stata veramente una delle emozioni più grandi della mia vita, perché dicevo, Giovanni, ma prova, no? Prova, perché poi non mi aveva portato neanche le corde, perché gli artisti non ti puoi fidare, si dimenticano. E quindi manda questo amico che mi ha assistito, dandomi da mangiare, da bere, mandalo a comprare delle corde, e montato le corde, lui mi fa, no, non si provano queste cose, fa plin plin, funziona, non vedi? E io ero lì col sto patema. E insomma, la cosa è andata anche molto bene. E questo è l'anno successivo alla triennale. E, è andato anche molto bene, insomma, il violoncello ha suonato. Io oggi ancora non ho capito come ha fatto, onestamente, perché sono entrate in risonanza le corde praticamente. No, non le corde, i fili di fieno sono entrati in risonanza e hanno suonato. Dopo lui è bravo, capace di fare qualunque cosa, no? Sì, 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 l'ho visto 2 sere fa e mi ha detto che il violoncello è perfetto, è stato controllato dal suo liutaio che ha detto che è addirittura accordato, quindi, quindi è perfetto e l'anno che viene farà un tour con tutti questi strumenti strani. Dopo il mio violoncello ha cominciato a collezionare, lui ha fatto anche il violoncello di ghiaccio, quello che ha fatto non mi ricordo dove, in montagna, e l'ha portato giù fino al mare per farlo tornare acqua. Ecco, qui, ecco, successivamente al lavoro del violoncello, proprio perché una cosa tira all'altra, mi chiamano per questa manifestazione. Mi ricorderò sempre che io ero molto scettica, mi arriva una signora e mi fa: no, no, io ti voglio alla Biennale. Io la guardo, ho detto, tra me e me ho pensato, ma sì, ma dove andiamo, no? Ho pensato così che non dovevo dare peso più di tanto. Poi era talmente insistente, continuava a dirmi che qui, che là, che sotto, che sopra, e mi fa: prepara un progetto, devono restare per mesi queste cose a San Francesco del Deserto, e quindi all'esterno fai una cosa che possa superare l'umidità di Venezia. Allora ho pensato, mi chiedevano di lavorare proprio sull'idea del paesaggio mistico, e ho pensato di realizzare delle oche perché ho sempre creduto che le oche avessero una marcia in più. In realtà sono gli unici animali che riescono a attraversare, sono padroni della terra, del cielo e dell'acqua. E quindi per le divinità paleovenete erano animali sacri. Cioè siamo noi che abbiamo fatto diventare le oche tutt'altro. E quindi quando ho portato queste oche e le ho messe giù, ho cominciato a guardarmi in giro, ho capito che ero arrivata in una manifestazione importante. Sì, sono un po' fuori dal mondo perché così vivo questa mia realtà, sono anche molto timida nelle mie cose. Sì, meno male, sì, sì. Questa è Chatsworth, e questo è il flower show della regina, RHS. Sono quelle manifestazioni dedicate ai fiori che fanno in Inghilterra. E avevo queste 2 amiche che mi dicevano: ma sai, si potrebbe proviamo, si potrebbe provare a fare un progetto, però gli italiani non ne hanno mai presi, proviamo. E facciamo un tentativo, facciamo questa cosa, se non si prova non si può andare da nessuna parte. E allora tutte le volte che veniva meno un po' lo spirito, no?
perché dicevo, ah ma no, ma vedrai, c'è una grande selezione, non è mai passato nessun italiano per questa cosa. E questo era il primo evento che facevano in questa tenuta. E ho detto, guardate, io sono sempre dell'idea che bisogna sperimentare e tutte le volte raccontavo quella piccola storiellina della 500. Allora c'è questo signore che arriva in paradiso e vede Paolo Rossi e vede una Ferrari con sottoscritto Paolo Rossi. Dice, "Ma mia Ferrari? Beh, non ho mai avuto una Ferrari, avevo una 500 scassatissima. E davanti al Padre Eterno gli fa, senti, ma scusa, quella Ferrari è la mia Ferrari? No, quella sarebbe stata la tua Ferrari. Ma no, no, non è possibile, perché io non avrei mai sputato davanti a una Ferrari, io avevo una 500, cavoli se mi sarebbe piaciuta una Ferrari. E Padre Eterno gli fa, hai sempre detto, Signore mandami una 500, purché funzioni basta che vada. E noi te l'abbiamo mandata come l'hai chiesta tu, ma tu avresti avuto diritto a quella Ferrari. Tutte le volte che veniva un po' meno, no, la motivazione, io tiravo fuori questa storiellina, giù a ridere e si andava avanti. Abbiamo passato la prima selezione, chissà se passeremo alla seconda, abbiamo passato alla seconda e insomma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo arrivate uniche italiane in questa manifestazione incredibile dedicata ai fiori, ai giardini e ai garden designer. Qua sono con Barbara Negretti e la Elisa Tomat, che sono garden designer e che sono state bravissime, insomma, a portare avanti tutto il pacchetto. E questo è Behind the Scenes, e, praticamente racconta di quell'attimo in cui l'uomo di fatica, il giardiniere, apre la terra e mette giù una pianta. Quindi è l'attimo prima del giardino finito. Vi racconto questo aneddoto perché è simpaticissimo, c'è stato un bruttissimo tempo in quei giorni in cui eravamo su e era tanto di quel brutto tempo che tutti gli inglesi pensavano che si fosse ribaltato l'albero, per cui erano disperati, dicevano ma anche a voi è arrivata questa. E noi cercavamo di spiegargli che no, non era così, era proprio così l'installazione. E allora per diversi giorni hanno parlato di questo albero, insomma, particolarissimo. Oh, questo cos'è che non va? Ah. Ecco, questa è la lavorazione della mano in Inghilterra, fatta con cappuccetto rosso perché pioveva di rotto, quindi sì, le mani erano di 3 metri, quindi molto molto grandi e ho dovuto prepararle qua e mandarle su con un camion e dopo lassù finirle, perché non c'era il tempo necessario e poi non sapevo se avrei trovato, insomma, le condizioni materiali. No, non potevo andare su con le balle di fieno. No, ho usato il nostro fieno e ho portato via il nostro fieno perché non sapevo come organizzarmi lassù. Tantissimo, restavano tutti a bocca aperta davanti a questa cosa perché non se l'aspettavano, loro hanno questi giardini sempre pieni di fiori, rigogliosi, meravigliosi, sì. Ecco, questa è un'altra cosa molto bella che a me ha toccato profondamente il cuore e anche qua c'è una piccola storia da raccontare. Mi hanno chiamato per fare, io adesso ho raggruppato soltanto alcune installazioni perché erano quelle che potevano raccontare un po' la storia, no? E, mi avevano chiamato per fare un essere femminile all'interno di questo progetto. Doveva essere una Gana e quando sono arrivata nel posto che avevo scelto ho trovato già un altro artista. Invece di arrabbiarmi ho detto vabbè, io credo sempre che tutto è perfetto, per cui non importa, vado a cercare un altro posto. E ho trovato un anfratto poco più in là, chiaramente fuori dal percorso, dove entravi e avevi proprio l'idea di un grembo. E quella che avrebbe dovuto essere una Gana, ho ribaltato il progetto, ed è diventata una sorta di madre terra. E infatti ho costruito questa figura che è alta 2 metri e che tiene nelle mani un sole e una luna e l'ho chiamato il mistero delle due origini, proprio per raccontare, forse in maniera anche più
fiabesca, da dove arriviamo. E quei due bimbi sono il maschile e il femminile, che nascono proprio dalla terra, generati in questo anfratto incredibile. Anche qua c'è una bella storia da raccontare. Io vado, ragazzi, dopo. Allora, sempre per tornare al discorso della fortuna e delle opportunità di prima, qua era accaduto che avevano messo in piedi una bellissima mostra con 7 artisti che dovevano raccontare le Blachernitisse contemporanee. Le Blachernitisse sono quelle sorte di icone di pietra dove dalle mani usciva l'acqua, e ce n'è 7 a Venezia, per cui avevano preso quest'idea per raccontare queste Blachernitisse contemporanee in questa Villa Pisani a Stra. A 15 giorni prima della manifestazione, uno degli artisti, non si è capito bene per quale motivo, insomma, da forfait, e loro si sono trovati spiazzati perché non sapevano come riuscire a colmare il buco. Allora hanno pensato: ma ti ricordi quella volta della Biennale, c'era la Artico, proviamo a vedere se potesse venire lei. E io ho detto chiaramente di sì. E sono andata, ho fatto il sopralluogo, e mi hanno detto che dovevo realizzare una figura femminile, dovevo raccontare il femminile e l'acqua. E il primo pensiero è stata la gravidanza. Per me è profondamente correlato il femminile all'acqua attraverso la pancia, attraverso il gherembo. Quindi mi metto immediatamente a fare il progetto, mando il progetto, mi dicono no. Ancora non ho capito perché mi abbiano detto no. Comunque mi dicono no, non vogliamo donne gravide, assolutamente. Vogliamo la donna, questo era il curatore, mi fa: io voglio la donna con la treccia, non voglio donne in attesa. Ho detto va bene. Trattandosi di fare questa cosa, ho detto benissimo, farò la donna con la treccia. Anche perché insomma per me è semplice, ne ho fatte talmente tante. Torno a casa, non mi andava nessuno e giù, ero incavolata nera perché io volevo rappresentare la vita. E mi metto a lavorare. La prima cosa che faccio, appena ho il fieno in mano, mi ritrovo un feto, così, appallottolato, piccolino, tutto rannicchiato. E adesso? Ho pensato, benissimo, io adesso ci costruisco la donna attorno. E così ho fatto. Praticamente l'ho appeso all'interno della struttura, lui è rimasto penzolante dentro la struttura, ho costruito la donna e sono andata. Tutti mi dicono: ah, sei in ritardo con lo scritto, ah, sei in ritardo con... ho detto: guardate, io non ho tempo, faccio una cosa o faccio l'altra, già ho detto di sì e sono col tempo così. Prendete insomma il giorno della presentazione dell'evento, vi darò anche il testo dell'installazione. Allora sono arrivata, chiaramente il testo era quello che leggete, sì. E quindi parlava di gravidanza, il corpo della donna è dolcezza che invade, pervade e permea. Il ventre pregno apre quella nuova dimensione dell'amore dopo la quale nulla potrà mai essere come prima. Il segreto della vita è nel ventre, nelle sue acque, nei suoi profumi di muschio e di pane appena sfornato. L'acqua crea, accoglie, nutre, plasma, ama. E quando mi hanno chiesto di presentare il testo, ho detto: prima di dirvi che cosa ho scritto per questo, vorrei che tutti i presenti venissero con me. E abbiamo fatto il giro delle opere. Io ho messi davanti alle due donne, erano una di fronte all'altra, ho detto: per cortesia, andate e comunicate con loro. Andate e sentite cosa hanno da dirvi. E poi me lo dite. E tutti, dal primo all'ultimo, hanno trovato che questa parlava, questa raccontava qualcosa. E più di qualcuno ha raccontato: ma io, secondo me aspetta un bambino. E allora quando ho visto che non ce n'era uno che avesse sentito qualcosa di diverso, ho detto: ok, questo è. Mi hanno impedito di poter fare questa cosa, io l'ho portata lo stesso. Non importa, sarà l'ultima volta che io faccio una mostra, ma questa è una donna che ha la vita dentro. E
quindi è stata così. Ho detto non farò mai più niente e invece siamo andati avanti. Questa è un'installazione fatta in Croazia per lo Slama Festival, che è un festival internazionale dove vengono bruciate le sculture. Questo è Rebirthing Bird, che sta a significare la fenice, la rinascita, e questa era abbastanza alto questo, un po' se adesso non me lo ricordo, era diversi metri, l'hanno bruciato con un effetto insomma fantastico. Ecco, questo era per farvi vedere che io amerei fare le sculture di fieno, ma in Italia non è permesso. Queste sono delle sperimentazioni fatte tantissimi anni addietro, infatti le foto sono foto d'epoca, dove si vede dei draghi, perché ne ho fatti più di uno, bruciati per il Pignarol. Non si può, cioè vai incontro a tutto. Allora mi sfogavo in queste situazioni dove sapevo che comunque potevano fare. No, 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 cioè non puoi fare come fanno all'estero, no? E quindi, però, dura 5 minuti, la gioia, però insomma è bellissimo. Ecco, poi ho voluto portarvi questa è l'ultimo pezzo importante che ho realizzato ed è un uomo di Vitruvio incastrato dentro un esagono, non dentro a un cerchio e a un quadrato, ma dentro a un esagono. Perché l'esagono? Perché l'esagono è collegato alle api e io già da un po' di tempo porto avanti un amore incondizionato con le api e quindi volevo creare un augurio per questa umanità che possa riuscire a trovare un nuovo inizio. Infatti l'installazione si chiama Vita Nova, un nuovo inizio, una nuova forma dove ci sia pace tra i regni di natura, dove si possa veramente andare a costruire qualcosa di nuovo, un futuro per l'uomo e per le api, per il mondo. E questa è l'installazione. L'installazione è costruita davanti a Villa Maser e ha un profondo dialogo con l'interno. Secondo me comunicava anche a un certo livello, cioè si poteva leggere veramente a più livelli. È un po' spaventato il Vitruvio, perché ho lavorato la segale è collegata alla luce e al cristallo ed è la motivazione che ho utilizzato la segala è perché l'ambiente, sarebbe il materiale perfetto per fare le arnie, cioè venivano fatte sempre in segale nell'antichità e quindi ho deciso di lavorare questa cosa che è veramente difficilissima da lavorare, è durissima, però è eterna praticamente. Queste sono altre mani, sono mani che accolgono, mi piaceva l'idea di ritrovarmi, questa è un'altra mostra. Ecco, poi ho utilizzato questa frase che mi è stata scritta da una cara amica, fili di fieno, pagliuzze in occhio d'artista, fieno piegato, cucito da una nuova antica pazienza di donna, sa di terra e di acqua, di aria e di fieno che lega in un corpo intrecciato ad arte e vibra di vita. Doveva essere d'erba la via su cui cammini, a farti ridere la pianta dei piedi. Questa è una mia carissima amica che ha accolto pienamente. Ecco, questi sono sempre animali piazzati un po' ovunque. E questa era un po' la frase che secondo me racchiude tutto. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, cominciala. L'audacia ha in sé il genio, il potere e la magia. Incomincia adesso. Sempre di Goethe. Ecco, fino qua. Io vorrei adesso, sì,
No, io vorrei, guardate, se avete piacere, io vi farei vedere, perché dopo partiamo, se avete voglia di parlare, se avete voglia di chiedermi delle cose, vorrei farvi vedere questo filmato di Geo, che un po' racconta l'incastro di Giulia con il territorio, insomma. Ecco, la mia assistente, perché sennò qua... Grazie, gentilissima. Quello lì. Attraversare il Friuli Venezia Giulia in primavera è un'esperienza che mette di buon umore. Lo garantisce anche Giulia Artico, che ha avuto una vita complicata, ma quando respira il suo paesaggio non può fare a meno di sorridere. Certo, Giulia conosce diversi angoli magici, ma anche molti amici che hanno in comune con lei una dote speciale, quella di trasformare le cose di natura in autentici prodigi. Tra gli angoli meravigliosi della sua terra c'è un prato vicino a Treppo, a qualche chilometro da Udine, dove un'amica innamorata dei fiori di campo le ha dato il permesso di sfalciare e raccogliere mazzetti prima che il secco bruci il tappeto fiorito, dove oggi svolazzano farfalle, bombi e altri insetti impollinatori. È tutto un mondo di colori che circola attorno a lei e si illumina con la luce calda della sera. Un luogo dove Giulia si ricarica e pensa alle sue prossime creature, perché il suo mestiere è quello della scultrice, solo che le sue statue non sono di marmo né di bronzo, sono sculture di fieno. Giulia vive a Tricesimo, vicino a Udine, che deve il suo nome al 13° miglio dell'antica città romana di Aquileia. Il suo laboratorio cerca di ricostruire l'atmosfera del fienile. Io ho iniziato con il fieno in realtà molti anni fa, saranno già una quindicina d'anni. Avevo da poco deciso di iniziare a vivere seguendo i motti del mio essere e avevo deciso di cominciare a fare laboratori per bambini, cercando di mantenere la memoria e elaborando gli antichi gesti, perché a volte il gioco è più di un gioco, cioè sono quelle piccole cose che ti permettono di acquisire anche un'abilità. Prima di iniziare a lavorare col fieno, ho iniziato a lavorare con i materiali che raccoglievo nel bosco e rielaboravo per oggettistiche e complementi d'arredo, però in realtà ce n'erano già altri che facevano queste cose e volevo fare una cosa che fosse mia. E quindi sono approdata al fieno. Sì, aspetta che io dovrei sistemare sto braccio qua, adesso. E si tiene insieme con la corda. È la pazienza, dico io. Chi compra una scultura di fieno è sicuramente una persona particolare, perché non è un pezzo di legno, non è un pezzo di marmo, per cui sa già che prima o poi rientra in natura. Per mia fortuna esistono persone in grado di apprezzare questa cosa, anche perché è talmente inusuale che salta all'occhio. Io tendenzialmente non mi separo con la gioia nel cuore dai miei lavori, per cui preferisco affittarli per eventi, per situazioni così, perché dopo mi ritornano a casa, gli torno a dare una giustatina dove serve. Diciamo che il mestiere portante per me è la didattica e sono i laboratori, quindi tutto il rapporto che ho con i bambini e tutto quello che riesco a creare con i bambini. Qua sul fieno, vieni qua, Fabrizio, questo posto è il mio pensatoio, è il posto dove mi fermo a progettare nuove sculture, è il posto che mi accoglie quando ho bisogno di riposare un attimo, quando ho un lavoro un po' più impegnativo, un po' più importante, sono solita accompagnare le mie sculture dormendo qua, in modo da non avere orari e seguire i miei ritmi per la creazione. Le accompagno finché nascono. È un materiale che non ti aspetteresti mai di veder lavorato, perché è il più umile dei materiali, ma anche dal mio punto di vista il più importante, da dove parte tutto.
Cioè il mondo per me ruota attorno a un filo d'erba. Se Giulia ha un rapporto simbiotico con la sua paglia, non è l'unico legame che ha con la natura. In comune con Sergio, dalle parti di Aiello, ha una sorta di storia d'amore che ciascuno di loro ha stretto con le api. Vediamo un po'. Sergio Mucchiut, che è stato tecnico informatico e oggi è in pensione, è diventato un apicultore che non raccoglie il miele. E insieme a Giulia ha cominciato a sperimentare un nuovo tipo di alveare. L'ape in natura non farebbe mai una scatola, ma fa la forma del cuore. Questi telaini sono fatti di proposito in questa maniera senza il foglio cereo, ma le api sapranno già meglio di noi come costruire il favo, quindi vivranno meglio senz'altro in questo nido. Abbiamo preferito la segale perché contiene più silice ed è più isolante sia per il caldo che per il freddo. Giulia! Abbiamo già una ventina di arnie in costruzione e quindi speriamo di trovare una strada ed è una delle cose che studiamo in questo momento, che proviamo. Quindi non andremo a fare degli interventi con dei prodotti che non sono adatti all'ape, che non conoscono. Non viene alimentata l'ape dallo zucchero, ma daremo da mangiare il loro miele. Daremo dei prodotti di aiuto che potrebbe essere una tisana, una camomilla, fatta con erbe spontanee nostre del posto. Sappiamo che negli ultimi anni almeno l'obiettivo era fare sempre più miele, fare un buon raccolto, però abbiamo impoverito talmente tanto le api che adesso troviamo tante api in meno su ogni famiglia, la metà addirittura qualche volta. In questo modo noi speriamo di dare una casa più sana e quindi farle vivere meglio. Il suo allevamento biodinamico ha lo scopo di riprodurre e moltiplicare quegli insetti che la chimica e l'agricoltura intensiva stanno portando all'estinzione. Il prodigio di Sergio è quest'angolo di pace che la lavanda trasmette alle api come agli umani. Un tappeto profumato, azzurro-violaceo, dove camminare al suo interno è un'esperienza rigenerante. Dalla lavanda Sergio estrae l'essenza e l'idrato che riutilizza per i suoi frutteti e per profumare, condire e come repellente per proteggersi dagli insetti aggressivi. Anche Giulia ha un colloquio personale con gli alveari del suo giardino. E il progetto che ha iniziato con Sergio la sta portando a realizzare con la segale un crescente numero di arnie a forma di cuore. Per la materia prima, Giulia ricorre all'amico Alessandro, che insieme ad altri giovani dalle parti di Dalmassons sta producendo farine di grani antichi. La segale è un cereale tipico dei climi freddi, con delle belle spighe che ricordano il grano. È un legame molto forte che Giulia ha stabilito con gli elementi della sua terra. Una ricerca di armonia non facile, in cui la tutela della memoria e la valorizzazione di chi la trasmette è difesa con una passione che emoziona. Come a Ciase Cocel, una frazione di Fagagna, tra Udine e il Tagliamento, dove un villaggio contadino è mantenuto integro in ogni suo dettaglio perché non si dimentichino neanche gli odori. È qui che Giulia incontra nonna Bruna, l'ultima filatrice rimasta nella zona. Buongiorno. Ciao nonna Bruna. Ciao, ti ricordi di me? Sono Giulia. Tutto. Ciao.
Una donna che è quasi un monumento della sapienza contadina. Ho imparato a 8 anni. In tempo di guerra c'era tanta miseria e si doveva fare tutto con la lana. Si aveva le pecore, non c'erano negozi per comprare e si adoperava dappertutto la lana. In maglioni, calzetti, sciarpe, guanti. La lana della pecora si chiama vello. Appena tosata c'è un attrezzo che si pettina la lana. Allora dopo, se è così soffice, mi va bene per filare. Ecco, guardate, mo. Io faccio questo lavoro qui e col piede una matassa da qui e dopo il gomitolo. Le mie dita fanno in modo che la lana sia uniforme, tutta uguale, se possibile. Non sono una macchina, tra parentesi, no? Perché se vado forte col piede, devo andare piano un po' più con la mano. Dipende da me. Guardate che imparare a 8 anni, adesso 86, 87, per me è facile, facile. Avrei tanto piacere che qualcuno avesse l'idea di imparare. Io credo di essere rimasta solo io. Qui, quelli che hanno voglia di imparare, dico solo guardate le mie mani e il mio piede. Allora funziona tutto. Il modo in cui pedalo, il modo in cui distendo la lana con le mani, sì, era un'arte. Si usa a dire, impara l'arte e mettila da parte. Ascoltare nonna Bruna all'arcolaio è un'esperienza che tocca l'anima e il suo racconto rende vivo il villaggio intorno, togliendo quell'aspetto un po' congelato che hanno i musei e restituendo il ricordo di un mondo faticoso ma semplice, fatto di paglia, legno e lana. Un mondo che riporta talmente indietro nel tempo da finire rappresentato sul pavimento di una delle prime chiese erette dopo la fine della persecuzione dei cristiani. Nella Basilica di Aquileia, dove viene conservato il più grande mosaico d'Europa, il pavimento si riempie di animali, di cielo, terra e acqua, coi pesci che ascoltano la buona novella nella grande scena di pesca del Maestro del Mare. Perché questa immensa basilica romanico-gotica, con incredibili angoli segreti e cripte affrescate, piene di simboli e colori, è stato un luogo di ispirazione per migliaia di artisti del mosaico di tutto il mondo. Fra questi, decine di giovani che ogni anno vengono formati alla scuola musiva di Spilimbergo. Questo è il nostro laboratorio. Dalle parti della scuola, sulle rive del torrente Cosa, Marco Millenotti, che conosce Giulia da diversi anni, sta componendo un immenso puzzle fatto interamente di ciottoli. E poi dei tavoli dove stiamo facendo un pavimento per una villa che è fatto in ciottoli di marmo. Qua vedi i pezzi sezionati. Noi queste superfici riusciamo a trasportarle ed incollarle e a ricomporle come un grande puzzle sul posto dove lo dobbiamo posare. A differenza di fare un lavoro del genere qua in un laboratorio al chiuso dove puoi lavorare con ogni condizione climatica piuttosto che farlo direttamente sul posto, è sicuramente una questione più comoda rispetto a dover stare in ginocchio per settimane. I ragazzi continuano a creare esattamente la superficie, noi dietro man mano che asciugano i pezzi li dividiamo, li imballiamo, li incassiamo
e velocemente riusciamo a produrre una superficie di un certo rilievo. Ciò fa sì anche che venga potenzialmente smentita l'opinione che per fare mosaico ci voglia pazienza, che sia un lavoro lento, noioso, perché è qualcosa che ti cresce sotto le mani e si sviluppa. Ogni giorno fai un pezzo nuovo con colori diversi, magari materiali nuovi, e non fai mai la stessa cosa che ti può annoiare, ma ti alimenta sempre l'entusiasmo. Io ho scoperto il mosaico in maniera casuale, mai avuto velleità compositive particolari. Al massimo ho giocato con i Lego. Una volta scoperta la scuola mi ha appassionato e poi ho lavorato anche alla scuola stessa per un certo periodo. Dopodiché mi sono messo in proprio e sono diventato artigiano a tutti gli effetti. La committenza è trasversale, nel senso con il mosaico si possono fare cose veramente piccole. Anche un portafoto può essere circondato da una cornice in mosaico, fino a chiese, fino a decorazioni di edifici pubblici o elementi architettonici di ville private, piscine, bagni, quadri decorativi, è possibile fare di tutto. Friuli Venezia Giulia è legato al mosaico da una località che per eccellenza è una capitale dell'arte musiva, oltre ad essere stata una delle principali città dell'impero romano, che è Aquileia. E il mosaico, nella sua continuità, si trova tuttora in tantissime case, perché era un elemento architettonico semplice e a basso costo. Adesso poi, con anche materiali nuovi, è possibile fare elementi architettonici assolutamente al passo con la contemporaneità. Il territorio è assolutamente legato a questo tipo di lavoro. Qua ci sono dei fiumi a regime torrentizio che sviluppano dei letti immensi, composti di ciottoli di grande o piccola dimensione, dei colori più vari. Colori che provengono direttamente dalle montagne, dalle Alpi Carniche, dalle Alpi Giulie. Il fiume principale qua è il Tagliamento, il cui letto è interamente composto da questi sassi, e da secoli veramente la gente del posto utilizzava questi sassi per abbellire edifici, case private, ville, chiese, edifici pubblici, e nella forma del mosaico e nella forma degli acciottolati, dei pavimenti e delle superfici in ciotoli. E dunque il territorio è assolutamente legato a questo tipo di artigianato. Di prima mattina Giulia ci riporta al fiume in cerca di una sua vecchia amicizia. A San Martino al Tagliamento, Franco Fontanel, che ha cominciato da fiorista, è riuscito nel tempo a realizzare il suo sogno di bambino. Inseguendo le sue intuizioni e il suo gusto personale, è diventato un ricercatissimo decoratore floreale, lavorando soprattutto con erbe e piante coltivate nel suo orto, con l'idea di far rivivere e conoscere la natura con cui decora, rispettando le tradizioni. E questo è un piccolo orto che io ho creato, ma un orto dedicato non tanto alle verdure e via, ma soprattutto a tutte le piante aromatiche che mi servono per i miei mazzi decorativi, ma soprattutto per il mazzetto di San Giovanni. Metterei così. Il mazzetto di San Giovanni è composto sia da erbe coltivate che da erbe spontanee. E naturalmente qui ho a disposizione tutto ciò che mi serve per realizzarlo, quindi assenzio, sedum, menta, salvia, ruta, rosmarino. È un mazzetto d'erbe che hanno una funzione scaramantica e divinatoria e va in definitiva a celebrare il solstizio d'estate. In realtà ci si può credere o meno, però è il momento in cui tutte le erbe officinali o aromatiche sono al massimo della loro proprietà. Quindi assenzio senz'altro e raccolgo appunto dei rami, poi delle foglie di cardo e anche qualche infiorescenza, direi, poi della salvia, del rosmarino, poi delle infiorescenze di
porro, dell'euforbia e poi una nota di colore gliela diamo con l'altea così bella scura. È pianta proprio tipica da orto. È sempre stata una mia passione. Devo dire che sono una persona anche fortunata che ha trasformato un hobby in lavoro. Ma per me un lavoro non è finito e non mi dà soddisfazione se non ha inclusi questi materiali di raccolta. Non sono materiali che possiamo recuperare dal grossista, non fanno parte del circuito commerciale, ma certo penso che muovano situazioni di ricordi e quindi creino un'emozione che un fiore acquistato non può assolutamente dare. Io non rientro nella categoria del classico fiorista, infatti questo è un laboratorio dove io creo tutti i miei lavori che in genere sono sempre su ordine, ma sono destinati a tutti gli usi che comunque fa il fiorista, quindi il mazzo di fiori da regalo, la decorazione per l'evento, però certo è per un pubblico un po' preparato a tutto ciò. Credo comunque che riuscire a leggere tanti colori in un unico colore sia il massimo. Certe persone hanno apprezzato questo genere, ma diciamo che la maggioranza era restia. Addirittura tornavano indietro mazzi di fiori, quindi ho sofferto anche molto, ma io ho sempre creduto a questo tipo di stile e ho cercato sempre di portarlo avanti, malgrado le mode. Una natura felice, armoniosa, dove il lavoro dell'uomo si sente nei suoi risultati, come nei canali che attraversano la pianura e si diffondono in una rete di acquedotti, fossi e fossati, disegnando le campagne e i centri abitati. Come a Palmanova, una città fortificata dai veneziani a fine Cinquecento, che è talmente unica nel suo disegno da diventare monumento nazionale e patrimonio dell'UNESCO. Già dalla piazza d'armi centrale, una delle più grandi d'Europa, si intuisce la forma della fortezza. Una stella che domina la pianura, irradiando la sua bellezza al paesaggio circostante e dando insieme una sensazione di forza, come di un enorme castello che sorveglia tutto il territorio, dalle Alpi al mare. Perché il Friuli è anche questo. Una regione in cui la storia è entrata nelle vene, tanto che persino i pescatori delle sue lagune ce la narrano come fosse una favola raccontata prima di andare a dormire. Allontanandosi dal porto di Marano, nella laguna di Grado, spuntano da ogni isola delle grandi capanne coi tetti di canna palustre. Sono i casoni di pesca, dove gente come Bepi e Toni tornano nei luoghi dove hanno passato l'infanzia, per mantenere vivo lo spazio e il ricordo di architetture che risalgono agli albori dell'umanità. Fin da piccolo, la prima vacanza della prima elementare, ho avuto una specie di iniziazione alla pesca con mio nonno e quindi mi ha portato in laguna, mi ha buttato nell'acqua dalla barca e galleggiavo perché sapevo già nuotare a 5 anni, ero già un pesciolino. Poi sono passati gli anni, sempre con mio nonno, poi con mio padre, ho continuato la pesca e ho vissuto dei periodi anche nei casoni. I casoni a quei tempi che mi ricordo io erano il centro nevralgico della pesca, della famiglia. E vedere questa costruzione per la prima volta di canna è una cosa bellissima. Era come entrare dentro un mondo di fiabe. E difatti era un mondo di fiabe, perché un ambiente straordinario, animali, uccelli, una libertà assoluta, un passo immenso. Quindi per noi quello lì era il metodo per stare a contatto con la natura pesca. Dunque,
mi sono accorto che i casoni, man mano che vi abitavano, che erano stati costruiti da un sistema di architettura, seppur arcaico, ma di una semplicità, perché non tutti i pescatori lo costruivano uguale, più grande, più piccolo, a seconda dei mezzi che avevano a disposizione. E la canna palustre era in abbondanza attorno alle motte dove praticamente è collocato il cason. Per noi rappresenta la nostra storia, la nostra cultura, il punto di partenza anche di unione, di famiglia, perché noi nel passato abbiamo vissuto in questi casoni. Quindi c'era una famiglia, poi da lì abbiamo cominciato anche a avere un paese, una città. Noi dobbiamo pensare che questi qua sono presenti da migliaia di anni. Io lo considererei un fossile vivente dell'architettura, architettura spontanea, che ha durato per parecchi anni. Abbiamo visto anche dei monumenti, seppur in pietra, che sono degradati, sono spariti. Questi ancora per la passione, per l'amore di maranesi, di cittadini, di pescatori che vivono in questi luoghi, fanno ancora adesso a gara per mantenerli, perché hanno orgoglio a mantenere questo loro simbolo, questa loro bandiera. Sono storie che attraversano i secoli e continuano a tenersi in piedi grazie a uomini come Bepi Milocco che non tradiscono la natura. Sono anche queste sculture di fieno, monumenti inattesi in una civiltà che tende verso la bruttezza. E ripercorrendo gli angoli magici avuti in regalo da questa terra, le statue vive di Giulia ci accompagnano, segnando i punti su una mappa che si colora di paglia e ci ricorda che la natura, quando è in armonia con la civiltà, può compiere autentici prodigi. Beh, vorrei dire benvenuti nel mio mondo. Avete voglia di chiedere qualcosa? Avete qualche curiosità? Sono qua. Penso che tu sia molto fortunata, nel senso che hai trovato la tua strada. Vivo il mio sogno, è durissimo, perché è durissimo mandare avanti una cosa del genere in un mondo come il nostro, però Però ce la fai. teniamo duro. Sei anche contornata da belle persone. Sì. Per noi questo va benissimo. No, ho sempre investito molto sui rapporti umani, quindi Che bello. Grazie. grazie a Ecco, voi. aspetta che salutiamo. Possiamo salutare tutti, è stata una lezione un po' speciale, no? Ah, ecco, c'è qualcuno? Il film è in vendita? Questo? No, non è in vendita, è una cosa di Geo in Geo, al limite ti mando il link così ve lo potete girare, non è in vendita. No, te lo mando io, così glielo puoi mandare per WhatsApp. Poi ve lo dirò per WhatsApp. Su WhatsApp è perfetto. No, molto bello, ma veramente bello. Poi ci hai riportato nei nostri luoghi, quindi è stato piacere.